Una notizia bomba è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Il nome del centrocampista della Juventus Arthur è stato recentemente accostato al Napoli, ma il suo agente, Federico Pastorello, è intervenuto per chiarire la situazione. Secondo Pastorello, non c'è mai stata una richiesta ufficiale da parte del Napoli per il giocatore, smentendo le voci secondo cui Antonio Conte avrebbe posto il veto sull'ingaggio. I Blues, tuttavia, hanno rafforzato brillantemente il proprio centrocampo, inserendo giocatori come Scott McTominay e David Gilmour, che stanno già ricoprendo ruoli importanti nella squadra. Pastorello ha lamentato la situazione di Arthur alla Juventus, affermando che è un peccato mortale vedere un giocatore di tale qualità senza spazio nella squadra torinese. Ha sottolineato che il centrocampista non rientra nei piani di Massimiliano Allegri, anche se ha il potenziale per contribuire, soprattutto con i recenti cambiamenti tattici. Di conseguenza, l'agente ha confermato che la ricerca di una nuova soluzione sarà una priorità a gennaio, poiché il giocatore merita un ambiente in cui possa giocare regolarmente. Ora vogliamo sentire il vostro parere, tifosi del Napoli. Pensate che Arthur sarebbe stato un buon acquisto per il centrocampo della squadra o i rinforzi attuali sono sufficienti per mantenere la qualità della squadra? E quale sarebbe la destinazione migliore per il centrocampista brasiliano? Lasciate la vostra opinione nei commenti e partecipate a questa discussione sul futuro di uno dei nomi più chiacchierati del mercato.